Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono qua, sto facendo un esperimento in piedi, ma non funziona mica tanto bene, vabbè. Insomma, ho indossato una maglietta con la scritta del Foggia, che è la maglietta che hanno adottato i tifosi della squadra del Foggia, e appunto io l'ho voluta indossare in questa trasmissione per rendere un omaggio, esprimere il nostro cordoglio per la morte di quei 3 giovani ragazzi che sono morti appunto in un incidente stradale una volta finita la partita del Foggia Potenza, e appunto voglio esprimere il cordoglio di tutta la radio, il mio personale, nei confronti dei familiari, e piangere appunto questi 3 ragazzi che tornavano festosi da un incontro calcistico, da un importo sportivo, e hanno trovato la morte invece. Che riposino in pace. E adesso appunto passiamo alla... Mazza, sta maglietta mi fa un po' troppo panzone, però no buono. Vabbè, scherzi a parte. Allora, vi comunico subito quelli che sono i numeri della diretta, perciò se volete fin da subito potete intervenire, se volete esprimere anche voi il vostro cordoglio nei confronti di questi ragazzi e anche di tanti altri che quotidianamente muoiono in incidenti stradali. Ecco, forse ci vorrebbe un pochino più d'attenzione, ehm, insomma, vabbè, fa male insomma sentire queste cose. Comunque, ecco, se volete allo 02 92 94 72 22. Questo appunto è il numero per le chiamate e per le telefonate in diretta, perciò se volete chiamate. Ecco, io oggi questo sarebbe lo spazio del PIU, Professionisti Imprenditori Uniti. Invece oggi, dato che nel corso della settimana ci saranno vari eventi che interessano il settore della polizia penitenziaria, che appunto è quel corpo appunto a cui ho dato spazio, a cui ho dato voce, sono stato il primo a dare voce a questa categoria di lavoratori, perché prima non si rifilava nessuno. Da quando io, Mimo Magnetta, ho dato appunto voce a questi lavoratori, han cominciato a essere ascoltati un po' dappertutto. Quello che viene ascoltato maggiormente è il mio mitico co-conduttore Antonio Fellone, che il venerdì appunto conduce da questi studi tante volte personalmente la trasmissione dello Spazio Più in collaborazione col Sinappe, e appunto vabbè, lui è il mitico. Poi vabbè, c'è l'altro che è Federico lo Sparacazzate, che però oggi è assente perché appunto di sera lavora. Oggi appunto non è potuto essere qua presente con me perché appunto lavora, è di turno. Questi signori, questi ragazzi, sia Antonio che anche Federico, e tanti altri, fanno una vita parecchio impegnativa, insomma, fanno un lavoro parecchio impegnativo, sono sempre a contatto con quelle che sono le tante problematiche, le tante emergenze che lavorare in posti come in quelli dove lavorano loro si creano quotidianamente, anzi, cioè sono proprio cose non all'ordine del giorno, ma all'ordine dei secondi. E appunto vi stavo dicendo che in questa settimana ci saranno vari eventi. Ecco, e allora io, l'ho promesso a un amico che doveva esserci anche lui fisicamente, invece poi alla fine, o perlomeno telefonicamente, alla fine invece ha avuto un contrattempo, e perciò, parlo io per lui e per quella che è la sua organizzazione sindacale. Praticamente sto parlando della FSA-CNPP, praticamente è la Federazione Sindacati Autonomi, il Coordinamento Nazionale della Polizia Penitenziaria. Chi doveva essere al telefono con me in questo spazio radiofonico è Giuseppe Merola, un mitico sindacalista che io conosco ormai da praticamente, ecco, se ho cominciato a dare voce a questa categoria di lavoro è stato per merito suo, perché ho conosciuto lui penso ormai 7, 8 anni fa, ehm, durante un convegno a cui fui invitato a Desenzano del Garda, dove appunto si parlava di polizia penitenziaria, ed era il Sinappe che l'aveva organizzato. Praticamente conoscendo
Giuseppe Mero ha conosciuto Antonio Fellone. È da lì che è scoccato questo grosso amore. Ecco, se ci fosse qui con me Federico farebbe subito le sue solite allusioni. Insomma, è scoppiata questa scintilla. Abbiamo dato appunto vita assieme a questa trasmissione appunto dicevo, del venerdì, che mi ha aperto quelle che sono le porte della galera, del carcere, ma inteso m'ha aperto alla conoscenza di quelli che sono tutti i problemi appunto di chi nel carcere ci lavora. Spesso e volentieri ehm, i parlamentari, comunque le persone che sono autorizzate per il ruolo istituzionale che svolgono, sono entrati nelle galere negli anni passati, ma sempre per andare a trovare detenuti, personaggi famosi soprattutto. L'ho fatto anche io. Pensate che, anche io sono rientrato nelle prigioni italiane per la prima volta assieme a visite parlamentari. Mi ricordo che appunto ho visitato il carcere di Regina Coeli, l'ho visitato assieme a quello che poi diventò il sindaco di Roma, parlo di Gianni Alemanno, l'ho visitato assieme a consiglieri regionali, ad altri deputati, ho visitato poi anche altre prigioni, tipo quella appunto di Opera a Milano, quella di San Vittore. Ecco, sempre al seguito di visite, di politici che però andavano a trovare persone detenute, no. Ecco, io invece appunto ho preso, quando ho conosciuto prima Giuseppe Merola e poi appunto Antonio Fellone, ho cominciato a dare voce ai lavoratori, a quelli che nelle prigioni ci lavorano, e ne hanno un sacco di necessità, ne hanno un sacco da dire. Infatti ripeto, sono circa 7 anni che, io, Antonio, Federico, invitando di tut insomma tanta gente, parliamo appunto di prigioni, anzi di chi nelle prigioni ci lavora. Vi stavo dicendo appunto che doveva essere con me al telefono Giuseppe Mero appunto per la FSA CNPP, e cioè appunto il coordinamento, la Federazione Sindacati Autonomi, il Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, che se voi volete appunto potete anche contattarli direttamente, potete anche se vi servono potete contattarli telefonicamente. Se volete vi do il numero della loro segreteria. La segreteria appunto del FSA CNPP è allo 06 66 63 975. Chiaramente è un numero di Roma, e questa organizzazione sindacale c'ha sede in largo Luigi Daga al 2, a largo Luigi Daga, se non erro, è dove c'è il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Insomma, all'interno in questo posto appunto ci sta la segreteria di questo sindacato, che appunto ecco, ed è qua la cosa. Dovevo dare subito l'annuncio, invece come al solito mi sono perso in 3000 chiacchiere. Vabbè, insomma, praticamente questa organizzazione sindacale martedì 5 novembre 2024 dalle ore 10 alle ore 12:30 organizza una tavola rotonda da remoto, alla quale parteciperò anche io. Hanno chiesto appunto se avessi dato se davo la mia disponibilità a fare da moderatore. Ecco, penso che come moderatore dovrò essere un pochino più sintetico, non mi dovrò perdere in tante chiacchiere come sto facendo adesso, però voi lo sapete, qui in radio si comincia a parlare di una cosa, se ne finisce a darne tante altre. Comunque appunto vi stavo dicendo che il 5 novembre prossimo sarà organizzato questa tavola rotonda sulla giustizia minorile e la comunità. 2 punti. Facciamo rete per il futuro, ecco appunto. C'è necessità di far conoscere quelle che sono le problematiche, quello che è anche il vivere, della giustizia minorile, e di quello che appunto in pratica la giustizia minorile fa per, ehm, contenere e recuperare e far crescere quelli che sono i minori che finiscono in prigione. Ci sono anche le prigioni minorili, anzi che sono diventate anche loro molto, molto frequentate, fra virgolette. Sono frequentate soprattutto da minori che hanno parecchie problematiche, di carattere psicologico, se non psichiatrico.
Cioè gli stessi problemi che si vivono nelle prigioni, per adulti, si vivono anche in quella minorile. Anzi, a volte in quella minorile, nelle prigioni minorili si vivono problemi pure peggiori, perché i minorenni solitamente sono molto più terribili di quelli che sono i detenuti adulti. Io l'ho sempre detto, insomma, praticamente c'è più possibilità di relazionarsi e di arrivare anche a trovare insomma delle soluzioni condivise con gli adulti, perché gli adulti hanno fatto già un sacco di esperienze negative, per cui arrivano a un certo punto che hanno preso talmente tante bastonate nella loro vita che sanno che se non si rimettono in carreggiata, possono andare solamente verso il disastro totale. Allora ecco, con un adulto ci puoi anche parlare, ci puoi anche discutere, con i minori no. E con i minori ecco, è un problema serissimo, perché appunto ti ritrovi ad avere a che fare con dei ragazzini che si ritrovano in cose più grandi di loro e che, ahimè, quando hanno cominciato un percorso che è sempre in discesa, fanno fatica a fermarsi e vanno appunto a farsi molto male. Ecco, perciò appunto questo convegno che ci sarà il martedì 5 novembre è un convegno appunto importante a cui è importante partecipare. E infatti Radio Libertà, attraverso la mia persona, registrerà il tutto. Sto cercando di trattare con la direzione della radio per una diretta sull'incontro. In fondo, sì, sono circa su 2 ore, insomma. Pensavo appunto di poterla trasmettere in diretta, però mi dicono che ci sono un po' di problemi. Però ecco, sicuramente quello che sarà questo incontro e verrà registrato, appunto, poi ve lo sorbirete o tu per un po', un pezzo alla volta, in quello che sono le mie trasmissioni, insomma, quella del martedì o quella del venerdì. A questo incontro, appunto, dove si parlerà di giustizia minorile e di comunità, e appunto ci saranno presenti, ecco, vi leggo l'elenco delle persone che saranno presenti: l'onorevole Stefania Ascari, la deputata della Repubblica, membro della Commissione Giustizia Antimafia; l'avvocato Irma Conti, cassazionista, membro del Collegio Garante Nazionale delle Persone Detenute; il dottor Nicola Palmieri, direttore del Centro Giustizia Minorile di Napoli; la dottoressa Maria Vittoria Menenti, direttrice dell'UIEPE di Roma, che è l'ufficio delle esecuzioni penali esterne in pratica; il dottor Giuseppe Chiodo, direttore dell'Istituto Penale Minorile Casal del Marmo di Roma; il dottor Claudio Ferrari, direttore dell'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano, che ultimamente ha dato parecchie notizie, insomma, spesso e volentieri l'IPM Beccaria di Milano è finito appunto nelle pagine di cronaca, per appunto, soprattutto per evasioni, perché appunto voi dovete sapere che l'Istituto Penale Beccaria di Milano è un istituto che da sempre praticamente è sotto ristrutturazione, e praticamente i minorenni che sono lì dentro rinchiusi sarà perché sono ragazzini, insomma, sono peggio delle molle, riescono ad arrampicarsi su muri, transenni e cose varie, riescono tante volte a prendere il volo, salvo poi dopo venir riacchiappati abbastanza facilmente, dopo poco tempo. Ecco, però appunto è un carcere che è un carcere minorile che ha bisogno, necessita proprio di essere completamente risistemato, e però ci sono appunto delle difficoltà, perché poi insomma in fondo non è che è così semplice, sistemare le cose. Ci vogliono appunto amministrazioni sia interne che esterne, politiche, ci vogliono appunto governi che che cacciano fuori, una volta si diceva la lira, mo che cacciano fuori gli euro che sono necessari appunto a queste ristrutturazioni. Certo è che se il Beccaria fosse ricostruito da cima a fondo sarebbe forse meglio, perché io del Beccaria ho cominciato a sentirne parlare nel 1972, pensate un po' quanto tempo fa, e già all'epoca, che era appunto era di recente costruzione, già allora aveva, diciamo, parecchie
crepe nei muri. Adesso è veramente una cosa impensabile. Ecco, e se pensate che in questi posti, per esempio, ma dico il Beccaria, come può essere il Casal del Marmaroma o il Ferrante a Porti a Torino, insomma, sono strutture che devono ospitare dei ragazzi o ragazze e che devono appunto essere il più delle volte anche, avviate verso lo studio, verso quello che è la licenza di studio minima, insomma, quello è proprio la basic italiana. Hanno bisogno di spazi in cui muoversi, hanno bisogno di spazi in cui, diciamo scaricarsi, hanno bisogno del campo di calcio o anche della palestra, e questo è sia per i ragazzi detenuti che anche per chi ci lavora, insomma, perché appunto chi ci lavora ha tanto diritto ad avere ehm, spazi per muoversi, insomma, per, potersi scaricare anche loro. Invece, ecco, praticamente le precarietà, la precarietà di certi istituti, si riversa sia sui detenuti che sui detenenti. Insomma, ecco, comunque, come al solito, per questo vizio che io ho di chiacchierare sempre troppo a lungo, mi sono fermato appunto sul dottor Claudio Ferrari, direttore del Beccaria di Milano. Invece ci sono ancora tanti altri personalità. C'è la dottoressa Antonella Matassa, direttrice dell'USSM di Bologna, il dottor Paolo Limarzi, comandante reparto della Polizia Penitenziaria dell'IPM di Bologna, la dottoressa Giovanna Di Piero, funzionaria della professionalità pedagogica dell'USSM CPA dell'Aquila, don Claudio Burgio, il cappellano dell'Istituto Penale Minorile Beccaria, e poi il dottor, chiaramente, che è qua il padrone di casa, lui, il dottor Domenico Pelliccia, che è il segretario generale aggiunto del FSA CNPP. Appunto, vabbè, qua Giuseppe Merola mi dice: attendiamo la conferma dal direttore generale Buccino Grimaldi e dal sottosegretario Stellari. Ecco, io penso che appunto ehm, sia il direttore generale che appunto il sottosegretario saranno presenti anche loro, perché soprattutto il sottosegretario Stellari, che parecchie volte è stato anche ospite nostro, insomma è uno che è sempre molto puntato su quelle che sono questi settori. Il sottosegretario Stellari è stato appunto al Beccaria anche ieri, ecco, questo è uno scoop che vi do io da Radio Libertà. Appunto è andato all'Istituto Penale Minorile Beccaria per vedere, sincerarsi di quelle perdonatemi, per sincerarsi di quella che è la situazione appunto del Beccaria. Il nostro segretario Ostellari è molto impegnato in questo, è stato il politico che appunto più si è dato da fare in questi 2 anni per il mondo prigioni, e soprattutto appunto in direzione appunto del personale che appunto ci opera. Però appunto, dato che è perfettamente a conoscenza di quelle che sono le varie necessità, anche per chi ci è detenuto, e insomma si sta dando da fare. Ecco, c'è il sottosegretario Stellari, c'è una settimana sì e l'altra pure. E allora, ecco, appunto, vi ripeto, martedì 5 novembre 2024 dalle ore 10:30 alle 12:30, appunto, questa tavola rotonda da remoto, organizzata appunto dalla FSA CNPP. E il tema della tavola rotonda è giustizia minorile e di comunità. Facciamo rete per il futuro. Cioè, ecco, tutte queste persone che interverranno a questa tavola rotonda sono quelle che già si danno parecchio da fare. Ecco, per esempio, ecco, don Claudio Burgio, il cappellano dell'Istituto Penale Minorile Beccaria, è uno che si dà moltissimo da fare, perché pensate un po', c'ha più ragazzi detenuti lui nella sua comunità Kairos di Vimodrone che quanti ce ne stanno al Beccaria. Don Claudio Burgio ha nella sua comunità di Vimodrone
ce n'era una cinquantina, almeno così mi diceva un po' di tempo fa, può darsi che adesso siano anche aumentati, c'è una cinquantina di minorenni detenuti presso la sua comunità. Ecco, penso che queste persone che il martedì 5 novembre si incontreranno in questa tavola rotonda dovranno discutere su quella che è la necessità di ampliare queste possibilità appunto di dislocazione. Io 2 settimane fa, durante un quadrangolare di calcio a cui partecipavano i ragazzi del SERD, del servizio delle varie dipendenze, poi c'erano gli avvocati di Milano, gli agenti della polizia penitenziaria di San Vittore e poi un'associazione di ipovedenti. Ho avuto modo di chiacchierare per circa 3/4 d'ora con Don Gino Rigoldi, che è il cappellano storico praticamente del Beccaria. Insomma, Don Gino Rigoldi si è fatto 52 anni di Beccaria, ha superato praticamente di 2 anni il record di padre Vittorio Trani, il cappellano storico di Regina Coeli, che ne ha fatti solo 50 di anni. Ecco, insomma, chiacchierando con Don Gino Rigoldi, che appunto anche lui ha creato in questi anni anche una fondazione, varie case famiglia, varie comunità, insomma lui dice che appunto c'è bisogno appunto di strutture che accolgono i ragazzi, ma più che le strutture poi c'è bisogno, parlando appunto per i minorenni, di farli studiare, di fargli avere quello che serve a livello scolastico in Italia. Sì, sì. Il regista mi dice che siamo arrivati al termine della prima parte, cioè ecco appunto comunque appunto fammi terminare solo il discorso di Don Gino Rigoldi, appunto in pratica diceva che Don Gino Rigoldi appunto diceva che bisogna più che ampliare le strutture dove ospitare questi ragazzi, bisogna anche dargli un futuro, cioè bisogna dargli appunto una possibilità, una volta che escono fuori da questi posti, di lavorare, perché se escono fuori, se ritrovano come stavano prima, ritornano necessariamente a delinquere. E con questo mi interrompo un attimino, diamo spazio alla pubblicità e ci risentiamo dopo. Pubblicità. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Rieccomi sempre da Radio Libertà. Doveva essere lo spazio più quello in cui si parla di piccole e medie imprese, del popolo delle partite IVA, invece appunto in pratica vi ho parlato per più di mezz'ora di quello che appunto è il mondo carcere, soprattutto carcere minorile. Appunto ho preso
spunto da questa tavola rotonda che si terrà martedì 5 novembre, e avremo modo comunque di ritornarci, perché oggi non ha potuto intervenire Giuseppe Merola, che è un rappresentante di questo sindacato, di questa organizzazione sindacale che ha promosso questa tavola rotonda, e ne parleremo ancora. Insomma, comunque appunto descritto appunto quelli che saranno i partecipanti a questa tavola rotonda. Penso di averne parlato già abbastanza. Insomma, vi stavo raccontando di quello delle opinioni che ho raccolto da parte di Don Gino Rigoldi, che è il cappellano storico del Beccaria di Milano, che appunto in pratica lui diceva: sì, è vero, il Beccaria fa un po' pena, anzi fa un po' schifo, insomma, per certi versi è tutto pieno di buchi, in carcere che è pieno di buchi, da cui ogni tanto, spesso e volentieri, qualche ragazzino si può infilare e scappar via. Dico, però la cosa più importante è quella di creare poi possibilità di recupero per i ragazzini quando escono, perché se non hanno una licenza, una volta si chiamava la licenza media, se non c'hanno la licenza media, il titolo di studio appunto obbligatorio, se non sanno manco leggere e scrivere, perché ci sono tanti ragazzini che arrivano, non sanno nemmeno leggere e scrivere. Sì, poi dopo invece tu li vedi con gli iPhone, i telefonini che gli fanno fare giravolte incredibili, ecco. Però per esempio poi non sanno scrivere una lettera, non sanno scrivere manco il loro nome, insomma. Perciò appunto bisognerebbe insegnargli un minimo di istruzione, e poi, e questo chiaramente è riferito ai tanti ragazzini minorenni che approdano in Italia e che finiscono poi nelle nostre prigioni. A questi ragazzini bisogna, oltre che accoglierli, perché l'ha detto anche il presidente Mattarella, che noi appunto dobbiamo accogliere la gente, perché è scritto anche nel dettato costituzionale, no? Ecco, noi dobbiamo accogliere questi ragazzini, però a questi ragazzini, soprattutto quelli che commettono reati e si ritrovano nelle prigioni minorili italiane, gli dobbiamo dare anche gli dobbiamo insegnare un lavoro, perché se no è obbligatorio che questi, una volta che escono fuori, rifiniscono in mano a quelli che sono appunto le varie organizzazioni criminali che li sfruttano. Io ieri ho avuto modo di parlare con un ragazzino che mi ha riempito la testa di un sacco di fesserie, dicendo che appunto lui, facendo dei giochi sugli iPhone e cose varie, è arrivato nel novero di 4 persone, quelle più toste d'Italia, che appunto a fare un gioco in cui appunto chi vince questa gara si può aggiudicare un premio da $3 milioni, un altro da 2 milioni, un altro da 1 milione, e proprio l'ultimo, il più sfigato, ne piglia $50.000. Ecco, cioè ci sono tutte queste false sirene che appunto attirano i ragazzini, a cui fanno vedere la possibilità di diventare ricchi addirittura giocando con un iPhone a un gioco anziché a un altro. Ecco, ci sono questi che appunto usano questi criteri. Poi invece ce ne sono altri che acchiappano il ragazzino appena arrivato da un altro paese e gli dicono: guarda, ti do sta busta, se tu gliela porti a quell'altro io ti do X. Questa busta di solito contiene droga. Ecco, quando questi ragazzini arrivano qua, il più delle volte senza famiglia, senza arte né parte, cadono facilmente in mano a quei grandissimi fetenti che li usano appunto per fare i cavalli, per fare i pusher, per andare a seminare la droga, che la droga appunto a chi poi dopo l'assume, diciamo, gli provoca talmente tanti bisogni, cioè talmente tanta voglia di averne ancora, che alla fine poi anche chi usa la droga la prima volta poi ci casca ancora, e alla fine diventa ancora più facile preda di questi miserabili che appunto usano i ragazzi per fare i loro porci comodi e per guadagnare il loro sporco denaro, insomma. Secondo me, se uno vuole se non vuole lavorare, se vuole fare il criminale, che lo facesse, ma rischiando il suo di culo, non quello di questi ragazzini, perché questi ragazzini, quando poi li fai finire in galera, già arrivano qua
con diciamo col pregiudizio, visto che sono appunto arrivati da altre parti, sono appunto, arrivano da altre terre e non hanno appunto istruzione, non c'hanno niente da dare, già hanno difficoltà a trovare un lavoro normalmente. Se poi appunto qualcuno di questi, se questi ragazzini poi finiscono appunto per diventare anche pregiudicati, vatte la pesca, chi t'assume più? Non t'assume nessuno, insomma. E perciò appunto più che fare continuare a fare i reati per cui uno è finito già nei guai, non può fare, ecco. Don Gino Rigoldi dice: noi dobbiamo creare appunto, dobbiamo insegnare a questi ragazzi un lavoro e soprattutto collocarli. Ecco perché, anche perché insegnare solamente il lavoro è poco, gli devi dare anche poi la possibilità di lavoro. E ora non mi chiamate per dire: ma ne abbiamo già tanti di nostri ragazzi che hanno bisogno. Ecco, forse è arrivata adesso la prima telefonata, sì. Mi dice il regista che c'è una telefonata, vero? Giusto? Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Pronto? Pronto? Sono in diretta? Sì, è in diretta. Chi è, da dove allora, chiama? buongiorno a tutti, sono l'Agnese, ci conosciamo. Sì, di sfuggita, vero Agnese? Volevo solo dire che questi ragazzini rendono 80 euro al giorno e quindi fanno comodo a qualcuno. Anche di più, Agnese, anche di più, Agnese, non è vero, sei rimasta un po' allora indietro. prendo l'occasione per dire un'altra cosa, diciamo che non c'entra niente con però ce l'ho in corpo. Prego. Ho osservato che c'è un programma televisivo che diciamo prende per i fondelli come camminano certi diciamo parlamentari, no? Sono quelli però che non guardano la loro camminata, che parte da qualcosa e finisce da ginocchia. Grazie, buonasera. Grazie Agnese. Qua d'altronde di trasmissioni ce ne sono talmente tante. Con la differenza che appunto chi fa queste trasmissioni piglia anche un botto di soldi, insomma. Qua invece da questa radio noi facciamo sempre tutto come volontari. Io sono solo 22 anni che faccio a livello di volontario gratuitamente questa trasmissione qua e sono riuscito a beccarmi anche abbastanza scassamenti di cavolo pure facendolo così. Vabbè, insomma, vi stavo dicendo che appunto Don Gino Rigoldi, che ha svolto questa sua opera meritoria di accoglienza e di accompagnamento dei ragazzini, appunto mi ha detto sì, e questi arrivano, vengono accolti, sbagliano, finiscono in galera. Ecco, io in galera ho raccolto tanto di queste pecorelle nere, poco alla volta le ho messe in candeggina, le ho sbiancate, sono ritornate a essere bianche. Ecco, però appunto hanno bisogno, sto usando delle metafore, no? Chi appunto finisce nelle patrie galere, parlando di minorenni, poi deve essere preso e messo nelle condizioni di studiare e poi di trovare un lavoro. Perdonatemi. Se non trova un lavoro, ripeto, è un attimo farli finire nei casini. Vi stavo facendo l'esempio di questo ragazzino che ho conosciuto ieri, che praticamente è finito in mano, secondo me, a qualche losco personaggio che, facendogli vedere il miraggio di guadagni facili, ha preso, l'ha tirato dentro in questi giochi che si fanno appunto su 'sti telefonini, su 'sti accrocchi diabolici che io ancora non so bene usare, no, e però da quello invece l'ha fatto passare in qualche altro settore. Io sono fermamente convinto che questo ragazzino con cui ho avuto modo ieri di parlare sia stato utilizzato da questo ignobile personaggio per cose un pochino più losche, insomma. E di quello appunto ho deciso che ne farò un'indagine. Ci sono un sacco di giornalisti d'inchiesta, ho deciso che anche io, Mimmo Magnetta, farò il giornalista d'inchiesta, solo che io invece di scriverlo ve lo racconterò poi attraverso la nostra radio. Allora, prima avevo parlato della tavola rotonda, appunto, che ci sarà il 5 novembre dalle 10:30 alle 12:30, la tavola rotonda da remoto, appunto organizzata da FSA CNPP. E adesso invece
vi devo parlare di quello che invece accadrà giovedì. Giovedì, appunto, all'Hotel Savoia Regency di Via del Pilastro 2 a Bologna ci sarà appunto un incontro aperto al pubblico e il titolo di questo incontro è Quali sono i confini della giustizia? A questo incontro aperto al pubblico, ripeto, perciò chi sta a Bologna, chi sta nei paraggi di Bologna o chi vuole andare a Bologna può andare, insomma, è un incontro interessante in cui ci sarà l'onorevole Alberto Stefani, che è il vice segretario della Lega per Salvini Premier, il senatore Andrea Ostellari, che è sottosegretario di Stato alla Giustizia, il dottor Antonio San Germano, già vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il professor Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, il professor Mauro Paladini, ordinario di diritto privato dell'Università Milano Bicocca, e poi in collegamento da Palermo, perché appunto lui d'altronde in questo periodo deve stare là, il nostro ministro Matteo Salvini, il nostro ex direttore di Radio Padania Libera, che appunto adesso è diventato vice premier e ministro appunto ci sarà anche lui in collegamento appunto da Palermo. Perciò giovedì 17 ottobre, esatto, vero? Correggimi Lorenzo il Magnifico, è vero che il 17 ottobre è giovedì? È vero, mi confermi? Mi confermi? Appunto a Bologna il 17 ottobre alle ore 21 all'Hotel Savoia Regency in Via del Pilastro, dove ci sarà appunto questo convegno appunto in cui parteciperanno le persone che vi ho appena nominato, e appunto ci sarà collegato anche Matteo Salvini. Perciò chi si trova da quei paraggi vada, perché appunto è importante parlare dei confini della giustizia in questo momento, soprattutto se poi uno dei partecipanti è Matteo Salvini, è uno che appunto per aver difeso i confini della nostra Italia si è beccato un processo, ma è sotto processo e sta aspettando appunto quella che sarà la sentenza nei suoi confronti, capito? Perciò appunto ripeto, Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2, ci saranno presenti l'onorevole Alberto Stefani, vice segretario della Lega per Salvini Premier, il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato della Giustizia, il dottor Antonio San Germano, già vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, la famigerata ANM, e poi il professor Giuseppe Benedetto, presidente Fondazione Luigi Einaudi, e il professor Mauro Paladini, ordinario di diritto privato dell'Università Milano Bicocca, e appunto ripeto, e poi Matteo Salvini. Ecco, io se non fossi già impegnato in altre cose che non posso rinviare, ci sarei volato giù a Bologna, in fondo anche da Milano un paio d'ore uno ci arriva, insomma, e poi a Bologna si mangia anche bene, perciò appunto se qualche milanese vuole andare giù a partecipare a questo evento ci vada, insomma, perché è una cosa che l'argomento è importantissimo e poi comunque Bologna offre anche tanto. Eccomi qua. Dunque, io sto aspettando le vostre telefonate, ma a parte l'Agnese, ma non mi chiama nessuno, insomma, veramente non mi frega niente di quello che ho detto finora, no? Il martedì a quest'ora ci avete altro da fare? Badate bene che fino adesso ho parlato appunto di prigione, di prigionieri e di chi appunto deve custodire i prigionieri. Mi verrebbe facile parlare di quello che, ma ne hanno parlato già tanti telegiornali su quelle nuove strutture che sono state aperte in Albania. Badate bene che se mi costringete vi parlo appunto di Bolkestein, vi parlo di balneari, vi parlo di ambulanti, vi parlo di pescatori, perché appunto da dire ce n'è tanto, insomma, cioè io continuo a ricevere lamenti da mezza Italia su quelle che sono le azioni che certi comuni mettono in atto nei confronti di questi lavoratori delle partite IVA, questi piccoli lavoratori, questi piccoli commercianti, per esempio ecco i venditori ambulanti della Puglia,
quelli soprattutto che però quelli della Puglia, grazie all'impegno continuo e costante e incessante di Savino Montaruli, perdonami Savino, che appunto in pratica si fa tutta la Puglia da nord a sud, andando a difendere quelle che sono, andando a prendere le difese di quelli che sono i vari colleghi ambulanti che subiscono continue vessazioni da parte dei comuni. Ecco, quelli stanno diciamo un po' migliorando, ma quelli che invece sono proprio a Roma si dice con le toppe per culo, sono gli ambulanti romani, che appunto grazie al sindaco Gualtieri e prima ancora di lui a quell'altra splendida sindaca che è stata Virginia Raggi, hanno collezionato una batosta dietro l'altra, venendo delocalizzati da posizioni che non erano di privilegio, comunque insomma che ti davano da vivere. Cioè se tu prendi un venditore ambulante, lo sposti da una via commercialmente valida e lo mandi allo sprofondo, è chiaro che quello appunto passerà da un incasso accettabile ad avere a niente, insomma, in pratica far fatica anche a pagare le spese. Ecco, Roma sta diventando questo per gli ambulanti, è diventato un incubo. Tanti ambulanti romani ogni giorno mi scrivono dicendo appunto che in pratica sono finiti proprio nelle fosse. Calcolate che una volta i mercati erano posizionati tutti al centro delle città, perché nel centro delle città c'erano i mercati dove appunto in pratica la gente andava a fare gli acquisti, e ci stavano anche le galere, cioè praticamente c'era la galera che stava là a segno di ammonito, dice fai attenzione che se fai il malandrino finisci nella galera, e sempre nel centro vicino c'erano i mercati che appunto invece esprimevano la vita, quello che era l'impegno, il da fare delle persone appunto che si industriavano appunto a trovare merce e a rivenderla, no? E in questa maniera, per esempio, i mercati rappresentavano anche un presidio di legalità, perché laddove c'erano i mercati la malavita non ci andava. Anche Milano ha avuto, a Milano ci sono certe zone dove quando appunto c'è il mercato si sta tranquilli, appena vanno via i banchi, appena vanno via gli ambulanti, ritorna tutto un giro di malaffare. Insomma, c'erano zone per esempio tipo come a Baggio, a Quartogiaro, che ne so, a Dergano, ecco, erano zone che appunto quando c'erano i mercati non ci stava criminalità. Adesso vabbè, insomma, ci sono tanti che si lamentano, dicono che in pratica i mercati per la maggior parte sono formati appunto da extracomunitari, tanti di questi vendono appunto merci di qualità scadente, ecco, però appunto è vero, sì, questo è vero, insomma, praticamente si è parecchio deteriorata quella che è la qualità dei commercianti che operano appunto nei mercati scoperti milanesi, però ce ne sono anche tanti che fanno la loro differenza, insomma, che hanno prodotti di qualità, vendono merci di qualità e attirano appunto sempre tanta gente, anche perché con quella che è diventata con quella difficoltà di appunto tirare avanti la famiglia, cerca appunto di andare a fare acquisti laddove appunto c'è più convenienza, insomma, anche perché i supermercati che dovevano servire da calmieratori per una politica calmieratrice dei prezzi, invece fanno i prezzi che vogliono loro e peggio ancora pagano i produttori al prezzo che vogliono loro. Ho detto già diverse volte appunto che in pratica la grossa distribuzione, che è quella che ormai si è accaparrato tutto il settore della vendita di alimentari e non alimentari, stabilisce appunto lei il prezzo e stabilisce addirittura le durate dei pagamenti. Cioè io avevo provato ad avvicinarmi a una grossa distribuzione e questi mi avevano fatto subito una richiesta
importante, però appunto volevano in pratica pagarmi dopo 6 mesi. Cioè io avrei fatto in tempo a morire di fame non una volta, ma 18 volte. Ricevetti un ordine per circa 200 milioni di lire, ecco, all'epoca c'erano ancora le lire, e però questi 200 milioni di lire, allora dice, ma tu sei in grado di fornirci merce per 200 milioni di lire ogni mese? Ho detto sì, come no, sì certo. Dico, però appunto voi cioè, in quanto tempo mi pagate? Ti paghiamo ogni 6 mesi, perché io mi sono fatto due conti, cioè io sarei diventato creditore di 1 miliardo e 200 milioni di lire, vi sto parlando di qualche anno fa, nel giro di pochissimi mesi. Scusatemi. Oggi, oltre che a livello volontario, sono venuto qua pure impestato di, lo avete capito anche dalla mia voce, dai miei continui, dal mio continuo tossire, che sono venuto pure mezzo acciaccato, insomma, però appunto cosa non si fa per portare avanti quelli che sono gli impegni presi, soprattutto nei confronti delle persone appunto da cui raccogliamo le proteste, le voci, le richieste. Insomma, io penso che sono venuto qua anche quando non c'avevo proprio voce. Ho fatto delle trasmissioni da Radio Padania Libera dove proprio non riuscivo a parlare, ancora un po' dovevo usare il linguaggio dei gesti, no? E quella appunto è la passione, quello che mi anima è la passione appunto dell'impegno nei confronti del prossimo, che anche con questo l'impegno nei miei confronti. Evidentemente, visto che io non sono mai stato stipendiato, no? Venire qua, ecco, quello che la mia gioia è quella di venire qua e di potervi appunto scusatemi ancora, è quello appunto di poter venire qua e stordirvi le orecchie con tutte queste chiacchiere qua, che non sono chiacchiere, però badate bene, io, cioè tutte le cose che vi ho detto oggi sono cose appunto che sono cose sentite, sono cose vere. Ecco, per esempio i 2 convegni di cui vi ho parlato prima, sono convegni che parlano della gente, parlano di noi, parlano di chi appunto sono convegni fatti appunto da persone che sono sicuramente più fortunate delle persone che appunto vengono, che subiscono, per cui loro appunto in pratica svolgono il loro lavoro, ecco. Ripeto, in questo mondo ci sono appunto persone fortunate e persone molto sfortunate. Ecco, io vengo qua e diciamo la mia il mio risarcimento è dato dal fatto appunto di dare voce a tanti di quelli che questa voce non ce l'hanno, a quelle tante persone che appunto invece vivono ogni giorno disagi, ehm, e sventure varie. Ecco, v'ho detto che io sono stato il primo a dare la voce appunto alla polizia penitenziaria, perché anche loro, anche se loro l'hanno fatto per scelta, loro vivono una situazione molto svantaggiata. Sono dei lavoratori molto svantaggiati, molto usurati, a cui questo Stato forse, anzi spesso non gli dà la giusta e la dovuta attenzione, insomma. Ripeto, a me parlare appunto delle persone che sono in difficoltà, mi risarcisce di tutto quello che è l'impegno appunto che io svolgo appunto in maniera totalmente gratuita venendo qua in questa radio, e quello è anche il motivo per cui tante volte quando arrivano telefonate in cui dicono vabbè, ma tanto non si può fare niente e cose varie, ecco, io penso che appunto più uno non si impegna, più uno appunto si aderisce al popolo di quelli che appunto in pratica si disinteressano, e più contribuisce a quelle che sono le mancanze che vengono, che tanti subiscono, insomma. E io penso che a questo punto però, per esempio, il regista mi potrebbe dare anche una mano, nel senso, visto che mi sta anche mancando la voce, potrebbe pure mettere una pubblicità che dura 10 minuti, oppure
mettere qualche jingle e mandarmi a casa perché io fra un po' collasso. Sì, sì. Io penso che per oggi posso, d'altronde avevo il compito di annunciare questi due eventi, ripeto, ve lo ricordo l'ultima volta, dopo vi saluto e me ne vado a casa e mi metto sotto le coperte. Allora, martedì 5 novembre 2024, dalle 10:30 alle 12:30 ci sarà questa tavola remota, questa tavola rotonda da remoto organizzata dalla Federazione Sindacati Autonomi e il Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria. E poi invece giovedì 17 ottobre alle ore 21 all'Hotel Savoia Regency di Via del Pilastro 2 a Bologna ci sarà quest'altro incontro aperto al pubblico con tutte quelle persone di cui vi ho fatto il nome prima, dove sarà presente appunto anche il nostro segretario Matteo Salvini, e dove si parlerà, dove appunto questo incontro come titola "Quali sono i confini della giustizia?". Ecco, i confini della giustizia oggi sono quelli che se uno fa il suo mestiere lo mettono sotto processo e vogliono anche condannarlo. Speriamo appunto che si ristabiliscano le cose, perché la giustizia dovrebbe andare a colpire quelli che fanno i malandrini, non appunto non le persone che fanno il loro dovere, che invece di essere appunto presi ad esempio vengono messi sotto processo. Ecco, noi viviamo veramente in un paese molto strano, e con questo penso che per oggi vi posso anche salutare e ci sentiamo venerdì prossimo. Buon proseguimento di trasmissioni su Radio Libertà. Grazie.